Sembra di essere in una grotta perché abbiamo dovuto accendere la luce. Dani, cosa sta succedendo? Finalmente usiamo anche i pedalini. Io sono incazzato. Allora, usiamo un microamp e il TS9. Facciamo pubblicità ai Ibanez. Bastava non dire Ibanez. Vabbè, TS9 è conosciuto. Metteremo un beep. Dai vita? Non prendo il caffè, prendo la non ho preso il... Dentro il volume è abbastanza esagerato, ma neanche più di tanto. No, ho passato, dai. I metallari fanno molto peggio. Incazzatissimo, non vi diciamo con chi potete immaginarlo. Come lo facevo io uguale. Così non si sente nemmeno. Il TS9 è quello col quadro, presente col quadro sopra il Fare tutte singole? Sì. Ok. Tutte singole e stai proprio corto nei movimenti, sennò veramente rischia di diventare una cosa hawaiana. Ok. Se ne fai uno non fare se no diventa yeah, bravissimo, suoni benissimo lo slide, bravo. Perché devi evitare che quando suoni insieme, poi quando ti vai a muovere da questa nota a questa, ti segua anche questa, capito? E quindi insieme si vuole. Bello lo slide, però mi sta proprio su. Ciao, boom. Ciao. Bello slide per la testa sulle palle. No, nel senso stesso in parere quando devi fare queste È cose qua, difficilissimo, è difficilissimo. Guarda che inquadratura della Madonna che ha fatto Dani, attraverso lo slide. Questa è proprio bella. Questo è uno slide di vetro. Guardiamo. Dani sta usando il capotasto. Non l'aveva mai voluto Ma la usare. tua fidanzata lo sa che dici queste stronzate? Sì. Metterci logo al bordello. Fare un'alternativa. Videoclip di MTV, Sei un coglione, veramente.